Spinta dagli incentivi, ma soprattutto dalla voglia di tornare in forma, esplode in Italia la bicimania e i negozi fanno fatica a rispondere alle richieste. Vediamo con Maria Leitner. Tante persone dopo la pandemia hanno riscoperto la voglia di pedalare e quindi hanno portato tante biciclette a riparare, ma veramente tante, mai viste così tante in tutta la mia vita. Ma dove vai, bellezza in bicicletta, così di fretta pedalando con ardore? Code ai negozi, Bartali e Coppi ne andrebbero fieri. La passione per la bici è esplosa in molte città italiane e a rilanciare le pedalate all'aria aperta anche la possibilità di socializzare mantenendo le distanze. Vado da sempre, da quando sono piccola, è la mia valvola di sfogo, le mie ali della libertà. Ma dove vai, bellezza in bicicletta? 400.000 bici in più l'anno, queste le previsioni di domanda. Se continua così, la preoccupazione è non riuscire a soddisfare la richiesta. Dal 4 maggio a spingere sulla voglia di pedalare è stata anche la possibilità di chiedere l'incentivo per l'acquisto di una bici, che non può superare il 60% della spesa con un massimo di 500 euro. E anche se il portale del Ministero dell'Ambiente per avere gli incentivi non è stato ancora aperto, l'attesa nei negozi, anche solo per ripristinare la propria bicicletta uscita dopo tempo dai garage, è lunga. Vabbè, faremo la fila, ce la prenderemo un po' più con calma. Bellezza in bicicletta, non aver fretta, resta... Due